Buonasera, ben ritrovati a una nuova puntata dello speciale elezioni regionali. Questa sera con dibattito abbiamo in studio qui a Verona Network Thomas Piccinini, candidato di Fratelli d'Italia, benvenuto. Grazie dell'invito. E Annalisa Nalin, candidata della lista Uniti per Manildo. Presidente, benvenuta. Grazie, benvenuti a tutti, anche ai telespettatori che ci stanno seguendo. Allora, partiamo da un tema che coinvolge tanti aspetti della nostra società, l'invecchiamento della popolazione. Vediamo questo articolo di qualche giorno fa, uscito sul nostro sito veronaeconomia.it. Veneto, sempre più pensionati e meno lavoratori, dati presentati in un convegno a Padova. In Veneto fra 20 anni ci saranno 79 potenziali pensionati ogni 100 lavoratori, mentre oggi il rapporto è 43 a 100. Insomma, capiamo che qual è la direzione che stiamo affrontando. Invecchiamento della popolazione che coinvolge non solo il mondo del lavoro, ma tanti ambiti. Cosa si può fare? Allora parto da Piccinini. Cosa si può fare e quali sono le priorità guardando a questo invecchiamento, questo inverno demografico che sappiamo coinvolge l'Italia? Ma diciamo che è una problematica reale che credo che il prossimo presidente o la prossima giunta che comunque verrà eletta dovrà prendere come, non dico una priorità, ma sicuramente una necessità importante, perché questo è chiaro che un paese che invecchia con dei risvolti molto significativi, nel senso che non puoi pensare che la persona rimanga sul posto di lavoro fino a 70 anni, credo che questo sia, perché quello non sarà né una produttività importante e credo che anche vada rivista da quel punto di vista le politiche sociali, nel senso è di inserimento nel mondo del lavoro anche per le nuove generazioni, perché pensare oggi la popolazione è sempre più anziana, il mondo del lavoro cambia in continuazione. Credo che sia una necessità primaria, perché un paese che invecchia è un paese che anche non produce meno, vero? I dati sono questi, insomma, e pensare che un giovane che parti al mondo lavorativo, affronta il mondo lavorativo a 25-27 anni e pensare che produca fino a 70, forse 75 anni, credo che sia un paese destinato, non dico a fare le sfide, ma destinato a perdere da questo punto di vista. Perciò la Regione, come organo regolatore e legislativo, di incentivare tutto quello che è le politiche del lavoro, ma soprattutto anche dare un pensiero anche alle persone anziane, che ne avremo sempre di più in questo momento. La fase del cambiamento non è una fase facile da fare e da affrontare, vero? Perché cambiare rotta, come tutti i processi difficili, e le soluzioni non sono facili. Nalin, quali politiche quindi mettere in campo? Ma un dato drammatico, se posso permettermi, nel 2024 370.000 nuovi nati, quindi vuol dire che negli ultimi 20 anni praticamente le nascite sono dimezzate, detta così proprio a grandi dati. Quindi innanzitutto rendersi conto della situazione, rendersi conto che l'Italia è un paese poco vivibile, perché noi ci capiamo che non c'è natalità, perché soprattutto mancano i servizi. Allora, nei paesi dove ci sono più servizi, quindi asili, tutela per le donne, maggiore integrazione, più donne nel mercato del lavoro e più servizi di sostegno, c'è una natalità superiore. Uno per tutti è la Francia, però ci sono anche i paesi nordici, quindi molto importante creare incentivi per comunque ravvivare la propensione a mettere al mondo figli nel nostro paese, che però realisticamente non avviene per i prossimi 20 anni, anche qualora noi avessimo le migliori politiche incentivanti, non avverrà nei prossimi 20 anni. Quindi innanzitutto un punto fondamentale anche nel nostro Veneto è quello di cercare di trattenere il più possibile i giovani, perché i giovani se ne stanno andando via dall'Italia e se ne stanno andando via dal Veneto. Dall'Italia, do un dato, 113.000 lo scorso anno, giovani sotto i 40 anni, dal nostro Veneto 16.000 in generale quelli che sono andati via, la metà, quindi più o meno 8.000 considerati nella fascia dei giovani.
Perché non se ne vadano, noi anche come lista Manildo Presidente, ma insieme all'intera coalizione, abbiamo proposto dei contratti di ingresso aggiuntivi, quindi della specie di borse che non sono di studio ma sono borse di lavoro per i giovani, che vadano a dare dignità a chi entra nel mondo del lavoro, perché non possiamo più nasconderci dietro un dito. Uno stipendio per i giovani di 1.000 euro non crea futuro, non dà nessuna possibilità di una vita decente per queste ragazze e questi ragazzi che si avvicinano al mondo del lavoro. Quindi 500 euro per chi ha fatto gli istituti professionali, 600 per chi ha fatto l'università, in aggiunta con un fondo della regione che sarà un fondo di circa 35 milioni e potrà dare un aiuto a dare la possibilità ai giovani di rimanere. Se poi vogliono andare via, io sono stata 15 anni all'estero, sono poi tornata, e però se per caso vogliono scegliere l'opzione di rimanere, che lo facciano con dignità. Poi chiudo, dobbiamo anche smettere di parlare con ideologie, dobbiamo capire che per supportare il sistema pensionistico italiano, lei ha dato dei dati molto impressionanti all'inizio di questo tema, dobbiamo inserire manodopera sempre di più, e manodopera che viene anche dall'immigrazione, come chiedono le aziende, perché chiedono un supporto alle nostre aziende, perché altrimenti non sono produttive. Se le aziende non sono produttive non si sviluppano, non fanno margini, non creano benessere, e solo le aziende che sono produttive, si sviluppano e creano benessere possono offrire addizionali posti di lavoro anche agli italiani, ricoprendo quelle lacune che ci sono nel nostro sistema produttivo, che non vengono ricoperte dalla popolazione italiana. Restiamo sul settore produttivo. Piccinini vuole una ribattuta? No, Prego. ma solo per integrare, mi trovo parzialmente d'accordo su quello che diceva Annalisa, nel senso che ed è giusto che la regione o gli enti di governo sostengano il principio e anche la fattibilità di incentivare a fare i figli. Però guardo sempre indietro e dico, il nostro dopoguerra, non avevano nulla, eppure producevano e hanno fatto molti figli. Allora è una questione solo economica che uno sceglie di fare un figlio, nel senso di dire io ti aiuto per 3 anni, ti mantengo, ti do un aiuto, una sostenibilità, oppure un cambio culturale generazionale diverso? Perché una volta il dopoguerra ci ha visto poverissimi e hanno fatto i figli e sono quelli che hanno la struttura Italia, l'hanno impiantata, perciò non era solo che è giusto che uno Stato si adegui i tempi e cambiano anche e li sostengano, ma io non credo che sia fondamentale solo il lato economico, credo che sia un cambio della società, della visione della società, perché fare un figlio, e te lo dico da amministratore che io mi vanto e lo dico con molto rispetto ad essere il comune più giovane della regione Veneto, da 0-18, noi abbiamo attivato moltissimi servizi per le famiglie, ma questo non ha prodotto più giovani delle mie famiglie che hanno fatto figli, sono venuti nel mio paese, ma non perché gli abbiamo dato quei servizi, ma perché si trovavano da un punto di vista logistico, da quel punto di vista che potevamo dare, perché se tu gli chiedi a una coppia del mio comune, fai figli che ti do 500 euro, ti dice che non lo fa. Questo non serve. Non lo fa, perché la struttura di fare un figlio oggi porta a determinate situazioni, perciò le famiglie non sono più quelle. Ora, il matrimonio dura quanto? Tu gli dici di fare un figlio, 2 figli, io coppie che ho nel mio paese, che te lo posso dire, che hanno 1, forse 2, rarissime persone hanno 2 o 3 figli, a dispetto di una concezione diversa italiana, dove loro sono ancora abituati, perché una priorità culturale è quella di produrre figli, e l'adeguamento anche della società è diverso da quella italiana. Perciò anche io credo che è giusto farlo come ente, è giusto farlo come regione, ma credo che non sia una soluzione risolutiva nell'immediato. E dopo, ripeto, non è un cambio immediato, ma di generazioni, vero? Perché questo cambio non inverti domani mattina la rotta. Questo è il mio punto di vista e la mia esperienza amministrativa che ho avuto. Scusa, Prego. Magari vorrei dare un dato che secondo me è molto ad hoc per questa discussione. Allora, lui ha citato giustamente lo slancio che c'è stato nel dopoguerra, però bisogna anche dire che questo slancio aveva portato una forte crescita, lo sappiamo, no? Il boom dell'Italia, e nel 1985, pensate, la differenza di salari che c'era di stipendi,
stipendi tra gli boomer, diciamo le persone più adulte, e i giovani che si mettevano nel mondo del lavoro era di un 20%, quindi il gap salariale. Ora, attualmente, questo gap salariale tra gli adulti, le persone che sono già inserite nel mondo del lavoro, e i giovani che si affacciano al mercato è del 40%. È drammatico. Noi non possiamo pensare che i nostri giovani possano avere famiglie, possano costruirsi un futuro sulla base di queste ristrettezze economiche. Dobbiamo prenderne atto, e la società, dalle regioni a poi anche al governo, deve fare uno sforzo enorme per cambiare questa situazione, perché vedete, è anche una questione di dignità. Se noi ci teniamo ai nostri giovani, le famiglie li hanno fatti magari studiare negli istituti professionali o all'università, vogliono anche un ritorno sul loro investimento, perché questo è capitale umano e noi dobbiamo aiutarli a questo punto di vista. Su questo io mi aggancerei al tema del turismo, che è ovviamente una grande ricchezza per il Veneto, la prima regione a mare, monti, lago, eccetera, lago e città d'arte come Verona. Una delle critiche però appunto del cosiddetto overtourism è ovviamente le difficoltà che si creano ai residenti delle zone turistiche, e poi il fatto che il lavoro nel mondo del turismo sia, diciamo, a basso valore aggiunto e che aumenta probabilmente questa disparità. Come tenere insieme tutto e come fare in modo che il turismo possa davvero essere una risorsa? Allora, diciamo che partiamo da un dato certo che è ormai inconvertibile. La Regione Veneto è trainante a livello nazionale sotto il profilo del turismo. Verona dà anche la sua parte, perché oltre 20 milioni di turisti, insomma, è una città che, diciamo, ha un'economia significativa del turismo. È chiaro che il turismo porta anche poi determinate situazioni. Dico sempre, perché avendo amici che sono in quell'ambito, le problematiche cerchiamo anche di conoscerle e di approfondirle, perché poi, ripeto, problemi difficili, soluzioni facili, io non le ho mai viste in questi anni che ho fatto l'amministratore. Sono sempre dinamiche complesse e vanno ragionate con le associazioni di categoria e con tutto. Però è chiaro che poi quando il boom turistico non è accompagnato dagli strumenti, dico una, gli operai che devono andare a lavorare in una città turistica, faccio l'esempio più classico che è quello che tutti i giorni mi capita, e devono andare ad affittare, perché poi non trovano, gli operatori dicono noi non troviamo personale, ma se l'operaio per andare a trovare un appartamento gli costa 700 o 1000 euro, ne prende 1500 o 2000 euro di stipendio se sono fortunati. Chi è che va a fare quell'investimento? Perché se ne paga 700-800 euro di affitto, le bollette, questo lavora solo per nulla, perché poi quando tu rendi il paese dove comunque scegli di fare turismo e non c'è anche un'attrazione, perché poi uno va anche all'estero per scegliere, perché gli danno di più, gli resta di più, ma gli danno anche tutti i comfort, che invece un modello che secondo me va anche tarato in maniera diversa è anche quello imprenditoriale del turismo, no? Perché va aiutato, supportato, ma anche nello stesso tempo aiutato chi lo svolge quel lavoro, perché sarà sempre più fatica a trovare, se le regole di ingaggio sono queste, avremo sempre più fatica a trovare gente che va nel mondo del turismo a lavorare, se no quello nella disperazione che a volte fai quello che devi fare per necessità, ma non perché c'è uno sviluppo, dici bravissime persone che hanno studiato e hanno lavorato in quel mondo cambiano totalmente mestiere. E perciò voglio dire, c'è un'attenzione salariale, c'è un'attenzione abitativa, c'è strutturale, sono molte le problematiche che ci sono in quell'ambito, nonostante, ripeto, la Regione Veneto rimane la regione trainante a livello nazionale, Verona dà una parte significativa della regione, credo che però l'adeguamento di alcune norme e di alcune agevolazioni devono essere fatte, perché altrimenti non regge questo sistema. Io sono molto critico, perché dico sempre, anche quando le cose vanno bene bisogna fare un'analisi costruttiva. Ecco, dobbiamo cercare di capire che non so quanto possiamo reggere ancora con questa situazione, ecco, dal mio punto di vista. Su questo la sua analisi invece? Io lo guardo anche dal punto di vista manageriale, perché ho gestito per tanti anni una grossa struttura, un parco termale grande qui nella nostra regione, e devo dire che il turismo ha due aspetti della medaglia. Da una parte è una importante leva
per lo sviluppo economico del Veneto, però dall'altra ha anche come l'altra faccia, che è quella che c'è una bassa marginalità. Allora il punto è che sia chi lavora ha stipendi bassi, o comunque me la faccia dire così, stipendi in bianco bassi, o comunque stagionalità, insomma. Stagionalità, quindi anche qui difficilmente conciliabili con una prospettiva di vita stabile. E anche per le aziende in realtà la marginalità del turismo, che può sembrare c'è tanto giro, in realtà quando si punta tanto sulla quantità, e quindi arriviamo al discorso anche dell'overtourism, che se da una parte può essere positivo il turismo, dall'altra ha appunto delle debolezze. Noi non possiamo pensare che un'economia solida si basi solo sul turismo o principalmente sul turismo, e questo lo dico a livello regionale veneto, ma lo dico anche a livello nazionale. Dov'è che in realtà lo sviluppo economico, il PIL, la produttività migliorano? Dove ci sono investimenti nell'innovazione. Quindi o noi riusciamo a dare a questo turismo delle leve in più, degli incentivi per cui si punti su innovazione, quindi magari un po' meno grandi numeri ma più qualità, che ti permette di aumentare i margini e di fare anche un discorso relativo al territorio più di qualità, perché noi dobbiamo pensare anche che ci sono i territori che l'overtourism è una minaccia, mi dispiace usare questa parola troppo forte, però comunque è un fattore che può influire negativamente anche sull'ambiente e sul territorio, quindi bisogna trovare dei pesi e dei contrappesi. Quindi il turismo così com'è, con bassi margini, a grandi quantità, eccetera, non ci porta veramente distanti, non ci porta veramente lontani, ci porta ad affollare sempre di più i centri storici delle città, oppure i centri su balneari, eccetera. Non sviluppiamo magari un turismo di seconda o terza fascia, che può essere quello collinare, possono essere i borghi, che potrebbe anche aiutare a trattenere popolazione in quelle zone. Quindi io penso che il turismo vada veramente un pochino riprogettato, che solo guardare i numeri non aiuti allo sviluppo di una regione, e solo turismo non porta quel ritorno veramente sugli investimenti, quel ritorno nello sviluppo che serve a questa regione. Per lo sviluppo servono le infrastrutture. Questa volta parto da Nalin. Quali sono secondo lei le priorità per il territorio veronese in termini di infrastrutture, quindi strade, aeroporti, non so, ferrovie? Allora, innanzitutto, visto che abbiamo nominato l'aeroporto, io credo che principalmente ci servono dei collegamenti con l'aeroporto e la città, un collegamento metropolitano, immagino io, visto che dobbiamo guardare al futuro, allo sviluppo, e dobbiamo anche cercare di inquinare un po' meno ed evitare che ogni persona per fare un viaggio all'aeroporto usi un'auto, oppure grandi autobus che magari non sono elettrici, sono ancora vecchi e altamente inquinati. Una bella linea metropolitana che colleghi Verona e l'aeroporto mi sembra che sia nel segno di una città che ha aspirazioni internazionali e voglia svilupparsi. Poi credo che ci siano anche delle altre carenze, adesso ne cito un paio perché poi sennò allora, i collegamenti anche con la zona di Mantova sono molto precari, non c'è una vera superstrada, collegamenti anche ferroviari, cioè noi abbiamo bisogno di integrarci, perché c'è anche la Lombardia, siamo al confine della Lombardia. La famosa regione del Garda. Esatto, e per chiudere, così noi avevamo identificato anche come lista il discorso di una riapertura di un progetto probabilmente vecchio, di un ventennio, che è quello della Nogara Mare, per arrivare anche lì a uno sbocco verso il mare e portare e stimolare il flusso dei trasporti secondo direttive e matrici diverse da quelle che ci sono adesso, che sono molto ristrette e altamente condensano tanto inquinamento. Lei Piccinini, tra l'altro, è stato sindaco di Mozzecane, che sarebbe abbastanza nella regione. Sono confini tra Veneto e Lombardia. Esatto. E stavo dicendo,
che siamo d'accordo che le infrastrutture è il primo collegamento fondamentale per agevolare e sostenere e migliorare il turismo. Ma poi dobbiamo dire anche un'altra cosa: quando si fa un'opera pubblica in Italia, qualsiasi opera pubblica, io sto vedendo la Grezzanella, il secondo stralcio parlavamo di Grezzanella e io avevo 8 anni, il primo stralcio, il secondo stralcio sta per finire, ne ho 53 fra una settimana. Cioè, è impensabile in un paese normale, europeo, di all'avanguardia, che per fare un'opera pubblica ci vogliono 25 anni, perché questo non porta a nessuno. Cioè, le logiche del mercato produttivo non possono ragionare con 25 anni per aspettare una strada o la metropolitana leggera, perché abbiamo il comitato e abbiamo il comitato del no, del sì, io rispetto tutti, però ci dobbiamo mettere d'accordo, vero? Perché se vogliamo che aumentare, che è la cosa fondamentale, vero? Le infrastrutture in tutte, è come quando fai una variante urbanistica in un paese, il quartiere non deve avere le strade, i parcheggi, i garage, perché sennò poi crei problematiche sociali, e quando tu fai queste cose non puoi pretendere lo sviluppo quando abbiamo un'unica strada per arrivare al lago e devo fare 45 minuti per fare 19 chilometri. Perché faccio altre mete o vado all'estero o scelgo altre cose. Allora dobbiamo capire che lo sviluppo, se vogliamo andare in quella direzione, ha bisogno di infrastrutture, e le infrastrutture non possiamo permetterci di pensare che opera oggi la decidi e verrà realizzata fra 35 anni. Questa è una roba impossibile, e questo è a discapito di tutta la regione, di tutti gli operatori in questo momento del turismo, perché è pazzesco. Cioè non è possibile, dobbiamo volere o una cosa o l'altra. La sostenibilità ha un prezzo, dobbiamo cercare di capire qual è il punto di caduta. Sì, ultima battuta, prego. Telegrafica, in questa ottica dobbiamo anche puntare sul trasporto pubblico, dobbiamo ammodernarlo, dobbiamo cercare di dare più possibilità ai cittadini di utilizzarlo, e anche noi abbiamo proposto il biglietto unico in modo da cercare di rendere facile l'accesso a questi mezzi. Non da ultimo l'elettrificazione, perché al di là di come la si pensi, in Cina ci sono città come Shenzhen di 20 milioni e più di abitanti che hanno elettrificando riescono a diminuire i costi. Quindi incentivi per l'elettrificazione, che non può essere a spese dei cittadini o a spese dei comuni o a spese delle aziende. Ci vogliono incentivi seri, perché questo porta anche un altro concetto: l'innovazione, quella che dicevamo prima, necessaria per far fare salti di qualità alla nostra regione. Abbiamo 30 secondi per chiudere. Chiedo a entrambi: priorità numero 1 per il prossimo presidente, chiunque sarà, in una battuta, in una parola. Allora, l'attenzione maggiore alla sanità e al sociale. Queste per me sono le priorità necessarie in questo momento, guardando la popolazione veneta. Nalì? Do per scontato sanità e sociale, per me incentivi per i giovani ed elettrificazione. Allora grazie ad Annalisa Nalin e a Thomas Piccinini Grazie per a essere voi. stati con noi. E si chiude questa puntata dello speciale elezioni regionali. Vi invito a continuare a seguirci sui nostri canali Verona Network e il quotidiano Daily Verona. Buon proseguimento!